Accordo tra difesa di Renato Boraso, la procura per un patteggiamento a 3 anni e 10 mesi, la confisca di 400.000 euro. La decisione ora spetta al GIP, accordo anche per 3 dei 32 indagati. Carabinieri arrestano il 71enne pluripregiudicato Radames Major. Sarebbe uno degli autori dell'assalto in casa del febbraio 2024 a Cavallino Treporti, nel quale il 33enne biondo fu ferito a una gamba. Dopo le aree rosse del comune di Venezia, col carnevale arrivano anche le zone rosse della prefettura. Alcune aree della città saranno interdette a chi ha precedenti penali. Flash mob con tanto di finti magistrati e condanna per la lentezza delle bonifiche a Porto Marghera. Attualmente sono stati bonificati solo il 21% della superficie a terra e lo 0,1% della falda. Superjet International di Tessera rischia la liquidazione a causa delle sanzioni alla Russia. L'intervento di Leonardo e altri investitori potrebbe salvare 115 dipendenti, ma serve l'ok del Comitato di Sicurezza Finanziaria. Continuano le polemiche sul corso di bengalese promosso da un istituto scolastico di Mestre. A Ring per la prima volta si sono scontrati il referente della comunità Aulader e l'eurodeputata Cisint. Dal 1 febbraio 2025 scatterà in tutto il Veneto l'esenzione dal pagamento del ticket per le vittime di violenza. L'esenzione riguarderà l'intero percorso di cura successivo alla dimissione del pronto soccorso. Buonasera, bentrovati, edizioni di Venezia dei nostri telegiornali. Subito con le notizie, in primo piano l'inchiesta Palude. L'ex assessore Renato Boraso va verso il patteggiamento a poco meno di 4 anni di reclusione e la confisca di 400.000 euro. L'accordo raggiunto con i PM ora è al vaglio del GIP. 3 anni e 10 mesi di reclusione e la confisca di 400.000 euro. È la condanna a cui potrebbe andare incontro Renato Boraso se andasse in porto l'accordo di patteggiamento della pena con i pubblici ministeri che l'ex assessore comunale ha raggiunto assieme ad altri 3 dei 32 indagati della cosiddetta inchiesta Palude. Già fissata per il 27 marzo, la prima udienza del processo in giudizio immediato appare quindi destinata a saltare. La valutazione delle carte e la congruità dell'accordo di patteggiamento è al vaglio del giudice per le indagini preliminari, la cui decisione è attesa in tempi relativamente veloci. Per Boraso non si tratterà comunque dell'ultimo capitolo di questa vicenda giudiziaria. Superati i capi di imputazione che lo hanno portato in carcere, dovrà andare ad eventuale processo per quelli in continuazione. Assieme a Boraso hanno patteggiato anche gli imprenditori Daniele Brichese, 3 anni e 10 mesi con 7.000 euro di confisca, Francesco Gislon, 2 anni e 6 mesi e una confisca da 400.000 euro e Fabrizio Ormenese, 2 anni e 9 mesi. In attesa della chiusura delle indagini resta aperta la vicenda che riguarda oltre a Boraso altri indagati, tra cui i filoni d'inchiesta sulla vendita di Palazzo Papadopoli e la trattativa mai chiusa per l'area dei Pili, dove tra gli indagati figurano il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il capo e vicecapo di gabinetto Morris Cerone e Derek Donadini, l'immobiliarista di Singapore Kiat Kwong Ching. Era soprannominato il boss dei giostrai, è stato arrestato dai carabinieri di San Donà di Piave per il suo coinvolgimento nell'assalto armato a Cavallino Treporti nella casa della famiglia Biondo avvenuto lo scorso febbraio. Sappiamo già tutto, siamo a posto, grazie, arrivederci. La famiglia Biondo preferisce non rilasciare commenti. Un anno dopo quell'incubo non è ancora del tutto passato, ma un tassello fondamentale è stato aggiunto con l'arresto di Radames Major, il 71enne trevigiano soprannominato il boss dei giostrai, è stato bloccato dai carabinieri di San Donà di Piave. Per gli inquirenti è uno degli autori dell'assalto armato avvenuto nel febbraio 2024 a Caballarin, nel comune di Cavallino Treporti. Se entrai in casa da me basso, dopo se andai da sola non ho visto più. Entrai dentro, dopo trovavo mio figlio che è mio nipote che ha combattuto. Così il giorno dopo raccontava il terrore di quei momenti Piero, il nonno di Alberto Biondo, il 33enne che nel tentativo di proteggere il padre, picchiato selvaggiamente dai banditi, rimase gravemente ferito alla gamba da un colpo di pistola. E io da dietro istintivamente l'ho preso e l'ho tenuto duro finché potevo, ma in quel momento lui quel calcio da pistola faceva così, dietro mi dava i colpi tutti sulla testa, ero tutto pieno di sangue. E dicevo a mio figlio Alberto dammi una mano
E in quel momento lui mi ha detto no, non ce la faccio, mi ha sparato, e mi hanno sparato. Pochi giorni dopo la rapina, un 56enne, sempre del Trevigiano, ritenuto l'autista del commando, era stato arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza e ai tabulati telefonici. Le indagini condotte dai Carabinieri di Venezia sono comunque proseguite per quasi un anno, portando all'identificazione e all'arresto di Radames Major grazie alle testimonianze, ai filmati di sorveglianza e alle analisi di tracce biologiche. Lunedì scorso Major è stato interrogato dal GIP di Venezia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il 71enne, noto come l'egiziano, vanta un curriculum criminale di spessore. Ha scontato oltre 20 anni di prigione ed è il padre di quel Manuel Major, giovane giostraio ucciso dal vigilante Massimo Zen mentre stava fuggendo dopo aver compiuto furti a dei bancomat. A Caballarin la notizia dell'arresto è stata accolta con sollievo. Vediamo cosa succede, insomma. Che viene fuori anche quest'altri, erano in 3. A Jesolo la polizia indaga sulla morte di un 47enne del paese con piccoli precedenti. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto ai piedi di una grossa gru in un cantiere edile in via Aldo Rossi al Lido di Jesolo. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi a partire da quella del gesto estremo. Pioggia di fogli di via ed Aspo dalla Questura di Venezia dopo che sono stati individuati i responsabili di 2 risse avvenute nei mesi scorsi. Complessivamente sono 11 le misure di natura dissuasivo-preventive adottate dal questore di Venezia Gaetano Bonaccorso a contrasto di episodi delittuosi e di pericolosità sociale. In particolare a seguito di una rissa avvenuta alla Gazzera nell'ottobre scorso tra diverse persone, alcune delle quali rimaste ferite, nei confronti di quelli che presentavano profili di pericolosità sociale sono stati erogati 2 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune di Venezia della durata di 2 e 3 anni e 2 avvisi orali. A seguito di un'altra rissa avvenuta tra 2 distinti schieramenti di cittadini di nazionalità straniera nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre nel dicembre scorso, gli accertamenti effettuati dalla polizia ferroviaria hanno consentito di individuare i soggetti coinvolti. Nei loro confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Venezia della durata di 3 anni, oltre a 3 Daspo Willy che inibiscono loro l'accesso e l'intrattenimento nella zona del rione Piave e 3 avvisi orali. E durante il prossimo Carnevale a Venezia saranno introdotte nuove zone off limits per chi ha precedenti penali per garantire la sicurezza senza compromettere l'atmosfera dell'evento. Dopo le aree rosse del Comune di Venezia, al via anche le zone rosse della Prefettura. Il prefetto di Venezia, Darco Pellos, ha annunciato l'introduzione delle nuove zone durante il prossimo Carnevale. Le aree saranno basate sul programma della manifestazione e integrate dalla direttiva Piantedosi, mirata a rendere alcune aree urbane off limits per chi ha precedenti penali. Pellos ha sottolineato l'importanza di mantenere un alto livello di vigilanza, soprattutto nel centro storico, già soggetto a misure specifiche su iniziativa del Comune di Venezia con le aree rosse. Dove è possibile emanare i DASPO urbani e quindi gli ordini di allontanamento. Queste sono attive nel territorio comunale dal 2019 e riguarda tutta l'area UNESCO e quindi il centro storico, mentre per la terraferma abbiamo le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, la marittima, le chiese, le scuole, le piazze e naturalmente gli impianti sportivi. Il prefetto ha evidenziato che il regolamento di polizia urbana del Comune di Venezia ha già mostrato efficacia nell'ultimo anno con l'allontanamento di oltre 1000 persone durante il Carnevale. L'obiettivo del prefetto è garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti senza compromettere l'atmosfera festosa del Carnevale. Pellos ha ricordato che Venezia, già solitamente affollata, diventa ancora più vulnerabile durante l'evento, attirando borseggiatori pronti ad approfittare della folla tra la stazione e Piazzale Roma. Come amministrazione comunale, massima collaborazione con i provvedimenti del prefetto, che ringrazio per il grande lavoro che sta facendo nel nostro territorio. E rischierebbe la liquidazione a causa delle sanzioni alla Russia la Superjet International di Tessera. Ci preoccupa il silenzio intorno alla vicenda Superjet.
Ad oggi il rischio è che la società venga messa in liquidazione perché il progetto che sembrava partire con la partecipazione degli arabi, col fondo Maccabi, con Italsistemi, con la partecipazione di Leonardo, sembra non trovare uno sfogo sufficiente per decollare. La situazione per Superjet International di Tessera diventa sempre più preoccupante, come sottolinea la FIM CISL di Venezia. L'azienda aeronautica rischia la liquidazione se non verrà approvato il progetto di costituzione di una nuova società che coinvolge il fondo emiratino Marca B Capital, Italsistemi SPA e Leonardo. La crisi è stata innescata dalle sanzioni imposte alla Russia che hanno portato al congelamento del pacchetto azionario russo del 49%. Attualmente 115 dipendenti sono a rischio nonostante l'interessamento di nuovi investitori, l'approvazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze tarda ad arrivare. La mancata decisione potrebbe portare alla liquidazione dell'azienda. Il segretario generale della FIM CISL Venezia, Matteo Masiero, sottolinea l'importanza dell'intervento di Leonardo per garantire solidità e credibilità al progetto. Siamo preoccupati perché questa rischia di essere l'ennesima vicenda che alla fine pagheranno solo i lavoratori e le loro famiglie. Crediamo sia molto importante che il Comitato di Sicurezza Finanziaria dia una risposta anche concreta per far sì che finalmente questo progetto trovi ossigeno e decolli. È chiaro che per noi diventa fondamentale in tutta questa vicenda che Leonardo continui ad essere uno dei protagonisti del rilancio di questa azienda. Flash mob questa mattina con tanto di finti magistrati e condanna per la lentezza delle bonifiche a Porto Marghera. Attualmente, denunciano le associazioni ambientaliste, sono stati bonificati solo il 21% della superficie a terra e lo 0,1% della falda. In nome del popolo inquinato, la giuria di Venezia, riunitasi oggi, emette la seguente sentenza. Gli inquinatori sono dichiarati colpevoli di aver violato i diritti fondamentali del popolo e dell'ambiente. Il flash mob di Acri, Agesci, Arci, Azione Cattolica Italiana, Lega Ambiente e Libera è sulle rive del Canal Grande. La sentenza letta in Fondamenta Santa Lucia davanti alla sede della Regione di Palazzo Grandi Stazioni arriva visto e considerato il danno irreparabile subito da persone e ambiente per l'inquinamento di Porto Marghera. È stata una sentenza difficile da formulare oppure le prove erano schiaccianti? Diciamo che la storia determina che le prove sono schiaccianti. Dopodiché tutte le sentenze sono difficili, ma al di là del ruolo che mi è stato chiesto di svolgere come presidente provinciale delle ACLI, noi appoggiamo sicuramente questo tipo di iniziativa. I manifestanti denunciano che le bonifiche nel SIN, sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera, sono fermi al palo, ostaggio di burocrazia e di finanziamenti che rischiano continuamente tagli, se non addirittura lo stop. Non vediamo luce per quanto riguarda le bonifiche che oggi sono state completate solo per il 20% rispetto ai circa 1600 ettari di suolo che oggi è compreso nel sito di interesse nazionale, e per quanto riguarda invece le acque solo lo 0,1% è stato bonificato. Una protesta sposata a pieno da Roberto Marcato, assessore regionale, con tra l'altro deleghe alla riconversione del polo industriale di Marghera e alla legge speciale per Venezia. La legge speciale per Venezia non viene finanziata dal 2011 e sono passati tutti i governi da destra a sinistra e la ZLS non ha un centesimo messo nella finanziaria. Faccio sommessamente notare che invece per le ZES, che è uno strumento analogo per il Sud, sono stati messi 2,2 miliardi di euro. Noi avevamo chiesto 200 milioni, cioè lo 0, ci bastava lo 0, neanche quello. Tra le richieste delle associazioni, lo sblocco delle risorse per il completo risanamento ambientale e la rigenerazione dell'area attraverso progetti di transizione ecologica. Sono manifestazioni importanti perché richiamano l'attenzione della popolazione, speriamo anche dei decisori politici, perché, come diceva Lega Ambiente prima, è importante che ci siano dei finanziamenti ad hoc per risanare. Continuano le polemiche sul corso di bengalese promosso da un istituto scolastico di Mestre. Al ring per la prima volta si sono incontrati e scontrati il referente della comunità bengalese, l'eurodeputata Cisint. उससे
a scuola vogliono insegnare il veneziano, vogliono insegnare la storia di Venezia, ben venga, sono dei valori in più. Poi se i ragazzi vogliono imparare, imparano. Se i genitori sono d'accordo, possono imparare. Ospite di Ferdinando Avarino al talk show Ring, smorza le polemiche Prince Aulader, referente della comunità bengalese nel veneziano. E lo fa per la prima volta di fronte all'eurodeputata leghista Anna Maria Cisint, che ha apertamente criticato l'iniziativa dell'Istituto Giulio Cesare di Mestre, che farà partire in via sperimentale, in orario extrascolastico, un corso di bengalese per mantenere viva la loro madrelingua nelle nuove generazioni. Sarebbe molto bene se le sue comunità, le persone che arrivano dal Bangladesh, imparassero la lingua italiana, che le donne non la conoscono. I bambini imparano l'italiano, ma tra loro parlano il bengalese. Se va in giro a vedere i ragazzini, tra un bengalese, un ragazzino con origine bengalese e un altro ragazzino con origine bengalese, se parlano il bengalese, le offrono a cena. Il corso di bengalese in realtà è solo un punto di partenza verso un dibattito molto più ampio. Io le domanderei se è rispettoso della donna e della bambina l'imposizione del velo integrale anche a scuola. Io sono con alcune cose sono d'accordo con lei, perché a scuola si deve andare comunque scoperti. Mestre e Marghera sono meta di una forte immigrazione che ha portato la comunità bengalese dell'entroterra veneziano ad essere numericamente inferiore solamente a quella di Roma. Ci sono queste ragazze a cui viene detto di non fare amicizia con le ragazze italiane, a cui viene detto tu ti sposerai quello. Se volete vivere l'Italia bisogna imparare ovviamente l'italiano, apprezzare anche un po' l'Occidente che vi ospita. Io sono attivista, sono una persona che ha la propria attività, nel suo piccolo prova a dare il massimo. Ovviamente non basta solo io, ci vorrebbe altre persone che vengano fuori, che danno il proprio. Però nel mio piccolo io provo a dare una mano alla comunità. La politica, la Lega non molla un centimetro sulle regionali, non abbandona l'ipotesi della corsa in solitaria. A Ring il segretario regionale Stefani lancia un'iniziativa in tutte le piazze, l'obiettivo ottenere la candidatura a Palazzo Balbi con il sostegno della gente. Dal prossimo weekend, in particolare quello successivo, lanceremo una raccolta firme, appunto Veneto ai Veneti, squadra che vince non si cambia, che vuole proprio ricevere i pareri, le sollecitazioni, ascoltare la base, ascoltare i veneti e capire se questa linea che abbiamo portato avanti effettivamente corrisponde anche alla volontà della gran parte dei cittadini veneti. L'operazione Veneto alla Lega parte ufficialmente, parte subito. Chi pensava, pochi in realtà, che la tattica attendista di Fratelli d'Italia, non rispondere alle provocazioni del Carroccio, potesse spegnere gli ardori degli alleati, si sbagliava. Alberto Stefani vuole portare al tavolo della trattativa a Roma fogli su fogli di carte con le firme di quanti più veneti possibile che chiedano il candidato presidente alla Lega. Noi abbiamo delle rilevazioni fatte anche non solo tramite sondaggio telefonico, ma anche tra la gente, e se si va a parlare con la gente tutti ti dicono noi quando votiamo a livello territoriale votiamo la persona, votiamo un partito che ha una storia, votiamo un partito di cui fidarci. Tanti hanno votato Fratelli d'Italia a livello nazionale, ma a livello locale gli stessi voterebbero Lega, voterebbero una classe dirigente che conoscono. Messaggio chiaro, l'ipotesi corsa solitaria è sempre lì, dietro l'angolo, tanto forte che la Lega lo ha messo in campo prima ancora di ottenere l'avallo di Via Bellerio. È un'ipotesi che non avevo condiviso diciamo a livello sovraregionale. Quindi non con Salvini, posso chiederglielo? No, è un'ipotesi che è nata proprio dalla base, parlando con i militanti. La prima opzione rimane Zaia, se dovesse tramontare definitivamente resta comunque l'idea di un nome, del Carroccio, dal quale la segreteria non ha alcuna intenzione di allontanarsi. Lista Zaia in campo in ogni caso, spiega Stefani, che si vada uniti oppure no, opzione quest'ultima che non spaventa più. Più volte anche alle elezioni comunali dello scorso anno abbiamo scelto di andare da soli, l'abbiamo fatto nel momento in cui vedevamo che la situazione non trovava una quadra. In tutti i casi in cui la Lega è andata da sola in quei comuni abbiamo vinto anche contro i nostri alleati. Un Carroccio che si fa forte del KO del referendum abrogativo sull'autonomia, sottolineando fin da subito che c'era solo il Veneto a traino leghista e non il governo marchiato Meloni a difendere la legge Calderoli alla consulta. Il capogruppo Villanova cita l'esito del quesito lanciato dalla nostra emittente. Un sondaggio di Ring di Antena 3 di ieri sera ha certificato quello che per tutti noi era una cosa chiarissima. I veneti avrebbero vissuto
un referendum contro l'autonomia come una profonda ingiustizia. Non è un caso che la stessa percentuale che ha votato a favore dell'autonomia nel 2017 si sia espressa ieri sera proprio per dichiararlo. Uno Stefani pronto a raccogliere le firme dunque, che già pensa al dopo elezioni, sottolineando, e questo è un messaggio chiaro all'interno del partito, come l'eventuale squadra di governo non dovrà affossarsi necessariamente sul passato. Credo che sia un partito serio debba esprimere più nomi anche per la squadra che andrà a guidare quella regione. Noi abbiamo bisogno di top players per guidare una regione. Sanità: dal 1 febbraio 2025 scatterà in tutto il Veneto l'esenzione dal pagamento del ticket per le donne vittime di violenza. Lo ha disposto la Giunta regionale. Parliamo di tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal pronto soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e quelle di specialistiche ambulatorie connesse alla violenza subita. Con questa decisione di civiltà, sottolinea la Regione, siamo vicini alle persone che subiscono violenza. Infatti l'esenzione riguarderà l'intero percorso di cura successivo alla dimissione del pronto soccorso. Le donne colpite da questi traumi hanno anche necessità di sentire la vicinanza delle istituzioni e per questo è un modo questo di creare fiducia e dare aiuto. Si chiude con questa notizia l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ricordo le previsioni del tempo dopo la nostra sigla e a tutti auguro una buona serata e arrivederci.